Ciao, il mio canale parla di lingua, cultura italiana e anche di viaggi. Questo sarà il primo episodio di una lunga serie di video dedicati a chi sta imparando la lingua italiana. In questi video io parlerò un po' più lentamente perché questo video sarà dedicato alle persone che vogliono imparare l'italiano con un metodo specifico. Questo metodo è stato inventato da un linguista americano di nome Stephen Krashen. Mi alzo. Ascoltare o guardare dei contenuti che possono migliorare il nostro apprendimento della lingua. Oggi faremo un video con un ritmo molto rilassato, molto calmo e impareremo dei vocaboli sulla spiaggia. Iniziamo. Oggi sono nella mia casa al mare. La casa al mare. La casa al mare di solito è una seconda casa, Quindi è una casa dove le persone abitano solo nel periodo in cui fa caldo, in cui c'è caldo. Per esempio, adesso io sono in Sicilia, io vengo dalla Sicilia, io sono siciliano e vivo in Sicilia. Questa è la mia seconda casa, non è solo mia, ma è mia e di mia sorella, e d'estate vengo sempre in questa casa. Si chiama casa al mare perché è la seconda casa, ma non è in città, ma vicino al mare o di fronte al mare. Per esempio, vi faccio vedere la vista che c'è da casa mia, dalla mia casa al mare. Questo è un balcone. Questa è di ferro, è fatta di ferro, il materiale questo è ferro e si chiama ringhiera. Questa è una ringhiera. Il colore della vernice, il materiale che si spalma, che si usa per colorare il ferro, la vernice di questa ringhiera è rossa, è di colore rosso. Questi sono dei vasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vasi e le piante, queste sono piante grasse, hanno bisogno di acqua e più cure, Questa è la vista. Che potete vedere, che io posso vedere dal balcone. La vista dal balcone. Posso vedere altre case. Queste sono case. 1, 2, 3, 4, 5, 6 case. Lì, quella è una piazza. E vicino alla piazza, in piazza, c'è una chiesa. Quella è una chiesa. Non si vede bene perché è coperta. La maggior parte della chiesa è coperta da un muro. Questo è un muro. Posso vedere delle macchine. Queste sono macchine. Delle palme, degli alberi di palma. Questa è una palma. 2 palme. 3,
4 palme. Questi sono alberi, anche quelli sono alberi. Questo è un tetto, un altro tetto, un altro tetto. Questi pezzi, tutte queste cose arancioni, si chiamano tegole. Una tegola, 2, 3, 4, 5, 6 tegole. Adesso sono pronto per andare al mare. Ho i miei occhiali da sole, questi sono occhiali da sole. Mi metto gli occhiali da sole, mi tolgo gli occhiali da sole, metto gli occhiali da sole, tolgo gli occhiali da sole, mettere o portare gli occhiali, togliere gli occhiali, ok? Sono pronto per andare al mare perché sono vestito, ho dei vestiti, indosso dei vestiti, porto dei vestiti per il mare, per andare al mare. Ho questa che si chiama canotta, indosso una canotta, una canotta, una canotta, una canotta blu. Questo è il microfono, questo serve per parlare e migliorare l'audio per sentire meglio, molto meglio, l'audio di questo video, Questa è una canotta blu, quindi è come una maglietta, ma senza maniche. Le maniche sono dei pezzi di vestito che coprono, che servono a coprire fino alle braccia. Queste sono le braccia. Indosso il costume da bagno di colore nero, un costume da bagno nero, un costume nero e delle infradito. Queste scarpe sono scarpe, in generale scarpe, nome specifico infradito, ok? Queste sono delle infradito. Si usano solitamente per andare al mare. Sono pronto per andare al mare perché ho messo la crema solare. La crema solare. La crema solare è una protezione solare. Possiamo chiamarla protezione solare o crema solare. Questa è una protezione 50. La protezione 50 è una protezione alta, di alto livello, perché io ho la pelle ancora molto bianca. La mia pelle è bianca, quindi il sole è pericoloso per la pelle così bianca. Oggi però non c'è molto sole. Questa è un asciugamano, ma è specifica per il mare, quindi si può chiamare telomare. Telomare. È un telomare blu e nero. Blu e nero. Sono i colori, sono due colori della mia squadra di calcio preferita, l'Inter. Prendo le chiavi di casa e andiamo al mare. Apro la porta, io sto aprendo la porta, apro la porta è aperta, la porta è aperta. Questo è un tappeto, e serve per pulire le scarpe prima di entrare. Prima di entrare pulisco le scarpe. Adesso dobbiamo uscire, quindi non dobbiamo pulire le scarpe. Queste sono scale. Scendiamo
io scendo le scale. Sto camminando, ma quando cammino verso giù si dice scendere, scendere le scale. Questa è una finestra, quello è un albero, l'albero è alto. Questo è un portone, porta piccola, portone è una porta più grande ed è la porta della parte esterna per uscire. Apro il portone, esco. Questo è un albero, questi sono fiori. Questa è una scaletta, una scala piccola. Questi sono tre scalini, 1, 2, 3 scalini. Salgo gli scalini. 1, 2, 3. Questa è una strada. Io devo attraversare, devo passare dall'altra parte. Quindi devo attraversare la strada. Queste sono strisce pedonali. Attraverso. Questa è la spiaggia. Sto camminando sulla sabbia. Questo è il mare. Il mare è calmo, è molto calmo. Quelle sono le nuvole. Non c'è il sole, ci sono le nuvole. Forse piove, forse piove. Non è una bella giornata. Si dice che non è una bella giornata quando non c'è il sole. Quando non c'è il sole è una brutta giornata. Una brutta giornata. Bella, brutta. Le nuvole sono di colore grigio. Grigio come questo. Grigio. Non è un buon segno. Quella persona ha fatto il bagno. Fare il bagno significa andare in acqua e bagnarsi. Questa è l'acqua. Acqua. Questi sono sassi o pietre. Pietre, sassi. È una spiaggia con i ciottoli. I ciottoli sono delle pietre più di forma tonda, tipo questa. Questi sono ciottoli, delle pietre circolari più o meno, con delle forme circolari. Ciottoli. Ciottoli. Il cielo è nuvoloso. Quando il cielo è così, con nuvole grandi e grigie, di colore grigio, si dice che il cielo è nuvoloso. Il tempo è nuvoloso. Il tempo in generale, il cielo è nuvoloso. Avevo spalmato la crema solare, la protezione solare, avevo spalmato la crema, ma non era necessario, non c'era bisogno, perché ci sono le nuvole e non c'è il sole, non si vede il sole, quindi è stato inutile spalmare la crema solare. Fra pochi minuti, ritorno di nuovo a casa, perché il tempo, il cielo non è bello, il tempo non è bello, il tempo è brutto, però il panorama
Il panorama è molto bello, molto bello. Guardate il panorama. Questo è un bel panorama. Quando l'acqua fa in questo modo, quando il mare fa in questo modo, queste si chiamano onde, onde. Quando l'acqua fa così, queste si chiamano onde. Sono piccole, piccole onde. La linea, questa linea, si chiama orizzonte, orizzonte, orizzonte. Parlando di pietre, dicevamo, la pietra è una parola generica per parlare di materiale. Questa è una pietra, anche questa è una pietra piccola, una pietra lunga, una pietra sottile, una pietra azzurra, generico, pietra, può essere grande e piccola. La parola sasso si usa per le pietre di dimensioni piccole. Questo è un sasso. Questi sono sassolini, dei sassi piccoli, minuscoli, piccoli, molto piccoli. I ciottoli sono quelli che vi ho fatto vedere prima, sono tipo così, possono essere di diversi colori, ma hanno una forma rotonda e liscia, la superficie è liscia, perché l'acqua del mare o del fiume o del lago ha modificato la forma e per questo motivo la pietra non è ruvida come questa, non è ruvida, ma è liscia come questo, la superficie è liscia. Questa è una superficie liscia, una forma rotonda e liscia. Questa è una pietra con una forma irregolare ed è di superficie ruvida, vedete? È ruvida. Questa o questa sono delle pietre, tutte e tre sono delle pietre. Questi sono sassolini, questi sono sassi, questi sono sassolini di piccole dimensioni. Adesso il mare sta cambiando, si sente il vento. Vedete quell'ombrellone? Questo è un ombrellone, si muove perché c'è il vento. Il vento sta cambiando il mare. Il mare si sta agitando. Ci sono più onde. Quando il mare è agitato, ci sono le onde. Infatti, le onde adesso sono più grandi. Il tempo sta cambiando. Il mare sta cambiando. Il cielo è più grigio. Quando il mare cambia, il cielo cambia, il sole sparisce, non c'è più, non si vede più, si dice che il tempo sta cambiando. Il tempo adesso è cambiato. Ora il tempo è cambiato. Prima era diverso, prima era in un modo, adesso il tempo è in un altro modo. Per questo motivo, per questa ragione, adesso io vado a casa, torno a casa. Adesso rimetto le scarpe
ho messo tutte e due le scarpe, entrambe le scarpe, ho messo la scarpa a destra e la scarpa a sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra. E adesso mi alzo. Mi sono alzato. Adesso il vento è cambiato, il vento è più forte, il vento è più forte, il vento è più forte perché si vede anche dalle bandiere, quelle sono bandiere, delle bandiere arancioni. Le bandiere si muovono grazie al vento, a causa del vento. Anche le palme, le foglie delle palme si muovono per il vento. Questo qui è un marciapiede. Questo è un marciapiede. Le persone camminano sul marciapiede. Questa è una panchina. Le persone si siedono sulla panchina. Le persone camminano sul marciapiede e quelle sono le strisce. Io attraverso la strada sulle strisce, attraverso sulle strisce. Sto attraversando la strada sulle strisce, le strisce pedonali. Adesso ho attraversato le strisce, passato. Al passato ho attraversato. Presente, attraverso. Nel momento dell'azione sto attraversando. Adesso sul momento, in questo momento, sto camminando. Camminare. Adesso sto camminando. Adesso sono fermo. Mi sono fermato. Ho aperto il portone. Ora richiudo il portone. Ho chiuso il portone al passato. Passato, ho chiuso il portone. Apro il portone. Sto aprendo il portone. Ho aperto il portone. Il portone si chiude da solo. Il portone si chiude da solo. Salgo le scale. Salgo le scale. Sto salendo le scale. Sto salendo le scale. Non c'è un ascensore. Non c'è un ascensore. Quindi devo camminare, devo salire a piedi. A piedi. Sono arrivato a casa, ho le mie chiavi, adesso apro la porta con la chiave. Le chiavi, plurale, la chiave, singolare. Sto aprendo la porta. La porta era chiusa, adesso la sto aprendo. La porta è aperta. Apro la porta. Chiudo la porta. Tolgo le scarpe. Ho tolto le scarpe. Bene, questo era il primo episodio. Iscrivetevi, premete il tasto iscriviti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!